Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali e non solo, andremo anche sui siti, anzi partiremo dai siti perché il tema principale che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani è legato a quello che dovrebbe succedere, cioè la pace fra Ucraina e Russia, condizionata però da accordi che non sono solo legati ai confini ma che diventano accordi sull'economia globale, soprattutto per quanto riguarda il gas, per cui accordi che vedono un incrocio trasversale fra l'Unione Europea, gli Stati Uniti e ovviamente le due parti in causa, Russia e Ucraina. Se andiamo sull'ANSA andiamo a vedere quello che scrive il Wall Street Journal, che ci sarebbe in atto uno scontro fra Stati Uniti e Europa proprio sulla ricostruzione dell'Ucraina e la riapertura alla Russia. Da Mosca intanto si fa sapere che sono stati abbattuti 287 droni ucraini durante la notte. Kiev risponde così: i nostri droni hanno colpito una piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio. La contesa al tavolo delle trattative per l'Ucraina, si legge nel pezzo, riguarda ormai non solo i confini, ma sempre più, appunto, come vi abbiamo detto, gli affari, e mette in contrapposizione non solo Russia e Ucraina, ma anche Stati Uniti e i loro tradizionali alleati europei. Lo scrive il Wall Street Journal, rivelando alcuni retroscena del braccio di ferro tra americani ed europei. Scopriremo sui quotidiani, anzi ci andiamo praticamente subito, che il tema è anche legato all'Unione Europea, perché gli Stati Uniti, secondo quanto si racconta ed è emerso soprattutto nelle ultime ore della giornata di ieri in Italia, tentano di portare verso di sé alcune nazioni dell'Unione Europea. Fra queste ci sarebbe anche l'Italia. Comunque andiamo sul Corriere della Sera, perché il punto è che i leader degli Stati Uniti dell'Unione Europea, scusate, trattano adesso con gli Stati Uniti, trattano con Trump. La telefonata è di Macron, Starmer e Merz al tycoon, vertici in Europa con Conte che stranamente dice lasciamo fare agli Stati Uniti. Il piano di Kiev consegnato alla Casa Bianca, perché c'è un nuovo piano da parte di Zelensky per riuscire ad arrivare alla pace. Si lavora su territori e garanzie. Vi faccio vedere anche questo titolo molto importante di spalla, che ritroveremo anche nelle aperture di alcuni quotidiani italiani, sulla cucina italiana, che è patrimonio culturale dell'umanità, è un traguardo importantissimo, la scelta appunto dell'UNESCO, che premia un nostro grande patrimonio, che è appunto quello della cucina, riconosciuto a livello internazionale. Adesso arriva appunto anche il riconoscimento da parte dell'UNESCO. Torniamo alla situazione Ucraina e Russia nelle sue molteplici sfaccettature, perché a parte Repubblica, che ha un titolo simile a quello che leggevamo sul Corriere della Sera, anche se c'è questo pressing su Trump da parte dell'Europa, con Kiev che consegna le note al piano di pace, è un po' come quello che succede adesso nelle finanziarie varie, anche quella siciliana, ci sono gli emendamenti, in questo caso ci sono delle note appunto a una trattativa che prevedeva dei punti, ora ne potrebbe prevedere degli altri. Sulla Repubblica abbiamo anche la foto di Sophie Kinsella, musa della gioia di vivere, scrittrice, alcuni suoi libri sono diventati anche dei film molto famosi, ma soprattutto i libri bestseller degli ultimi periodi, morta di cancro l'autrice. Andiamo poi sulla Notizia, perché il tema che resta è quello di un'insofferenza degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina, già dimostrata da Trump in un incontro nella Sala Ovale con Zelensky, e che ritorna periodicamente in questo periodo, con appunto l'Unione Europea e la Russia a fare da spettatori interessati. Qua guardiamo questo titolo ad esempio della Notizia: fra Zelensky e Trump, Meloni in un vicolo cieco, perché Salvini blocca ancora gli aiuti a Kiev. Questo è un altro tema, perché l'Italia, lo sappiamo, è fra le nazioni europee che hanno promesso degli aiuti economici anche in termini di armi a Kiev. Che cosa succede nel frattempo? Bordate degli Stati Uniti alla Corte
dell'Aia e leader dell'Unione Europea contro la CEDU nella giornata dei diritti umani. Trump minaccia ritorsioni sui giudici della Corte dell'Aia, mentre il Consiglio dell'Unione Europea attacca appunto la CEDU, tutto nella giornata mondiale dei diritti umani. In particolare su questo vedrete che ci sono dei quotidiani che aprono, lo vedremo fra pochissimo. Intanto andiamo ancora su Domani per farvi vedere l'altro tema che è legato a questa situazione di equilibrio di forze fra Italia, Unione Europea, Stati Uniti e chiaramente la Russia e l'Ucraina. Allontaniamo l'Italia dall'Unione Europea. A Miami, città simbolo del tycoon, la sinistra vince per la prima volta dal 1997. La strategia di Trump su Meloni, rivelato il test esteso del nuovo piano di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, nel mirino appunto anche Ungheria, Austria e eventualmente Ucraina. Per cui anche questa parte dell'Europa che può diventare, non dico parte degli Stati Uniti perché sarebbe anche geograficamente impossibile, ma chiaramente più tendente agli Stati Uniti rispetto che all'Europa, almeno queste sono le intenzioni, o sarebbero le intenzioni degli Stati Uniti in questo incrocio, in questo risico aperto dalla guerra russo-ucraina e dai tentativi di pace in corso. Vi dicevo che alcuni quotidiani aprono invece con la questione legata ai migranti e lo fanno in maniera completamente diversa. Nella giornata appunto dedicata ai diritti umani, con le decisioni da parte dell'Europa, Libero ad esempio apre così: solo la sinistra italiana è rimasta sui barconi. Anche i leader progressisti di Regno Unito e Danimarca chiedono una stretta sui diritti ai migranti, mentre da noi c'è anche chi crede nei porti aperti. In sintesi, secondo Libero, il PD sarebbe isolato in Europa. Domani è previsto anche lo sciopero, poi Libero ovviamente lo interpreta così: Landini prova a rubare il Natale agli italiani. Andiamo poi sul manifesto, perché il tema è praticamente simile, ma declinato in un modo diverso. Ci si concentra su ciò che il centro-sinistra europeo sta permettendo di fare. Guardate il titolo: diritti al muro. Il riconoscimento universale dei diritti e il divieto di trattamenti disumani, ricordiamo appunto la giornata importante a livello internazionale, sono un intralcio ai rimpatri dei migranti. Le destre si fanno strada anche nel Consiglio europeo e attaccano la Corte Edu con la collaborazione dei socialdemocratici nella giornata mondiale dei diritti umani. A proposito di diritti, Gaza senza rifugio, arriva la tempesta, ci rispostiamo nuovamente nelle questioni medio orientali. Israele blocca tende e caravan ai valichi nonostante questa tregua che resta, ben inteso, fra virgolette. Lo notiamo appunto dal testo del manifesto, questa tregua che ormai è stata formalizzata ma che in realtà ancora non sembra appartenere a ciò che succede appunto in Medio Oriente. Andiamo poi sull'Avvenire, perché l'Avvenire fa la chiosa un po' di ciò che abbiamo detto prima legato alle questioni dei migranti. Violenze gratuite è il titolo. La denuncia dei cattolici di Chicago, arresti indiscriminati, profilazione razziale. A Bruxelles la conferenza contro il traffico, corridoi legali per arginare un business globale. Perché concentra su questo lo sguardo Avvenire, come ha fatto Libero e Manifesto, però abbiamo visto con visioni diverse. I paesi chiudono i confini e calano gli arrivi, ma gli affari dei contrabbandieri di vite umane aumentano. È il tema che solleva l'Avvenire, quotidiano, lo sappiamo, di ispirazione cattolica. Ci sono anche delle foto con dei migranti a Roccella Ionica, in una foto tratta da una mostra di Caritas e Guardia Costiera che è stata appena inaugurata. Questo l'Avvenire. Andiamo poi su un'altra apertura che la troviamo sul Messaggero. Già ne abbiamo fatto menzione, ma è un'apertura che fa sorridere gli italiani nel senso buono del termine, perché c'è un riconoscimento verso l'Italia che arriva a un grande patrimonio della nostra nazione, cioè il cibo. Il Messaggero decide di aprire con questa notizia e facendo una classifica. Non sempre l'Italia è prima, se si eccettua qualche sport o le indicazioni legate ad esempio al mondo della moda, certamente siamo primi per quanto
quanto riguarda il cibo. La cucina italiana è riconosciuta dall'UNESCO, patrimonio culturale dell'umanità. Meloni parla di motivo di orgoglio e c'è questa bellissima foto con il Colosseo, simbolo di Roma ma ovviamente anche dell'Italia, con il tricolore bianco, rosso e verde a illuminare questa notte romana e questo primato dell'Italia. Il modello vincente del cibo italiano, si legge nel commento, è la prima volta che una cucina nazionale, quella italiana, diventa patrimonio UNESCO della civiltà mondiale ed è ovviamente un riconoscimento, lo sappiamo, perché è vero che l'Italia è sempre stata una nazione giudicata fra le top per quanto riguarda la cucina, ma ce ne sono tante altre, soprattutto in un universo ormai globale, con le varie metropoli in cui si offrono cibi di varia provenienza, tutti buonissimi, ma l'Italia continua ad essere leader in questo senso. Andiamo un attimo a dare uno sguardo invece a chiusura di questa nostra rassegna stampa sulla questione legata all'economia, perché stiamo arrivando alla manovra, ne parleremo anche nella nostra rassegna stampa regionale, manovra chiaramente siciliana, ma manovra anche italiana. E allora sul Sole 24 Ore si parla appunto della legge di bilancio, la tassa su tutti i pacchi fino a 150 euro, un contributo di 2 euro anche su microspedizioni che partono e arrivano in Italia. Se ne parla appunto per quanto riguarda la legge di bilancio. Transazioni finanziarie, raddoppio della Tobin Tax già a partire dal 2026, affitti brevi, prelievo al 21%, anche questo era un tema, lo ricorderete, già emerso all'inizio della stesura di questa finanziaria. Prelievo al 21% solo sul primo immobile, dal terzo scatta la partita IVA. Per quanto riguarda invece il decreto energia, tema molto sentito in Italia e dagli italiani, perché lo sappiamo, anche in considerazione degli accordi che ci sono in questo momento e che ci dovrebbero essere fra le nazioni europee e la Russia per l'approvvigionamento del gas, e le bollette spesso, ormai nell'ultimo anno, sono schizzate alle stelle. Strada in salita però, leggiamo sempre dal Sole 24 Ore, per il taglio a imprese e famiglie, e questo è un tema certo che non fa sorridere gli italiani che si avviano verso l'inverno, anzi siamo già praticamente in inverno, tardo autunno, e è necessario riscaldare le case, gli ambienti di lavoro eccetera. Lo vedremo anche poi in una pagina della rassegna stampa regionale, con alcune scuole ad esempio che restano senza riscaldamento. Noi ci fermiamo per il momento con queste notizie, ci rivediamo fra pochissimo per le prime pagine dei quotidiani regionali. Apriremo come sempre con il nostro sito siciliaweb.it. A fra poco. Eccoci di nuovo in studio per la seconda parte della nostra rassegna stampa, che apriamo, come sempre facciamo, con il nostro sito siciliaweb.it, che riporta in apertura un tema legato al Sicilia Express, che raddoppia quando parte e quanto costa. Sui treni ci sarà posto per più di 1000 persone, un tema importante, sentito soprattutto per quanto riguarda queste vacanze natalizie, dalle persone che ovviamente poi rientrano in Sicilia. Ma chiaramente ci sono altre notizie su Sicilia Web, la cronaca con il tamponamento a catena in Viale Sanzio, col traffico in tilt, una donna trovata morta in mare nel Siracusano, e anche ad esempio il Capodanno a Catania con i temi delle festività del Capodanno nella nostra città. Oppure, e questo è un tema che ritroveremo anche nelle pagine interne dei quotidiani, il medico di Messina Denaro condannato a 15 anni, Alfonso Tumbarello, che ha curato il boss durante la latitanza. A proposito, andiamo a vedere quelli che sono i titoli sulle pagine interne, in questo caso dei quotidiani regionali, partendo dalla Sicilia, con la condanna a 15 anni proprio del medico di Messina Denaro, confermate le accuse di concorso esterno alla mafia per Tumbarello, con
la notizia in terra che poi vediamo che ha personalmente visitato il boss latitante più ricercato al mondo, è stato il primo a diagnosticargli il tumore, gli ha prescritto in quasi 2 anni più di un centinaio di farmaci e analisi mediche, intestandole appunto ad Andrea Bonafede, intanto pure lui condannato, che però godeva di ottima salute. Questa notizia la ritroviamo anche sulla prima pagina della Gazzetta del Sud, così vi facciamo vedere anche, cominciamo a farvi vedere anche qualche prima dei quotidiani regionali. Sulla Gazzetta del Sud la questione russo-ucraina, come sempre uno spazio anche alle questioni internazionali, e poi in vigore fino al 2028 la legge sulle baraccopoli di Messina. Il governo ha deciso di mantenere i poteri speciali in capo all'ufficio commissariale eletto dal presidente della regione, la norma contenuta all'interno del decreto milleproroghe. E poi, come vi dicevo, c'è appunto questa notizia delle visite durante la latitanza trentennale, inflitti 15 anni al medico Tumbarello che curò Matteo Messina Denaro da parte del Tribunale di Marsala. Andiamo invece adesso a leggere il Giornale di Sicilia, la prima del quotidiano palermitano, che rivolge il proprio sguardo invece all'operazione di ieri. Altro colpo, leggiamo proprio sul Giornale di Sicilia, al business della droga. Blitz della polizia con 50 arresti a Palermo, smantellati i clan mafiosi di Brancaccio e della Noce, contestate anche le accuse di estorsione e intestazione fittizia di beni. Anche in questo caso sul Giornale di Sicilia si ritorna a parlare della cucina italiana, lo fanno quasi tutti i quotidiani, chi ha scelto, abbiamo visto, come il Messaggero, l'apertura, ma chi comunque ha trattato l'argomento lo fa anche il Giornale di Sicilia. La cucina italiana patrimonio dell'umanità, è la prima al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza. C'è poi la situazione legata invece alla manovra. Abbiamo parlato della manovra in Italia, c'è anche la manovra regionale che deve essere è privata di alcune note, di alcuni emendamenti, perché sono diventati tanti. E allora il titolo che troviamo è questo: sfoltita la manovra per evitare intralci. L'opposizione aveva annunciato battaglia per l'alto numero di articoli, no alle norme mancia. Anche in questo caso ritroveremo i pezzi di servizi all'interno. Ritorniamo invece sul Blitz, perché il tema è anche quello legato innanzitutto al coinvolgimento dei giovani. C'è stato l'allarme ieri da parte di De Lucia, e poi in secondo luogo anche dell'utilizzo ormai dei social per quanto riguarda anche queste attività criminali. Blitz antimafia, 50 arresti, De Lucia lancia l'allarme, i clan seducono i giovani, estorsioni e stupefacenti, business degli scarcerati tornati al potere. Il procuratore, l'azione repressiva non basta, interventi nei quartieri. E poi c'è anche da Brancaccio a Telegram le vie infinite della droga. Questo è il tema che troviamo, con le piazze di spaccio a Palermo e l'utilizzo appunto dei social. Un giro d'affari stimato dai 5 ai 10.000 euro al giorno per piazza di spaccio. Pensate dunque agli enormi guadagni in questo senso, e dunque a quanto è stato importante questo Blitz. Ma non c'è solo questo nelle cronache regionali, perché c'è anche la richiesta di aiuto da parte dei comuni siciliani e da parte anche degli agricoltori. Il comparto dell'agricoltura danneggiato dalla crisi idrica e dalle tubature non certo in ottime condizioni, ed è un problema ormai che verifichiamo ogni anno in Sicilia. E i comuni che invece chiedono un aiuto sostanzioso, perché diventa difficile per loro affrontare la vita di tutti i giorni. Sindaci agricoltori in trincea è il titolo che troviamo sulla Sicilia. ANCI Sicilia, ai comuni solo le briciole da parte del governo. Col diretti 7.000 in piazza, l'assessore Dagnino, la manovra sarà espansiva ma non si esageri con la spesa corrente. Anche sulla Sicilia il tema della cucina italiana, declinata in questo caso con un piatto caratteristico, anche se in questo caso non è un piatto,
piatto lo sarà probabilmente, ma vediamo gli spaghetti e il pomodoro con il basilico. Più italiano di così non si può essere, e ovviamente è il tema che ritorna anche in questo caso su tutti i quotidiani. Ma come vi dicevo, il tema resta quello invece dei sindaci e di Coldiretti. Anche su Repubblica Palermo, nel titolo sotto la testata, mentre il titolo di apertura è quello sul blitz di ieri con i 50 arresti, sindaci e agricoltori, le spine di Schifani. I primi cittadini riuniti all'Ars chiedono più risorse, la protesta in piazza da parte di Coldiretti. Anche la Galla si associa al corteo. Anche il sindaco di Palermo, appunto, si è unito al corteo degli agricoltori che nel capoluogo sfilano per protestare contro la crisi idrica e per chiedere soluzioni contro la concorrenza sui prezzi del grano. Dalla prima pagina andiamo alla pagina interna, perché leggiamo proprio questo: tante emergenze e poche risorse. È una rivolta, a questo punto, dei sindaci siciliani. I primi cittadini riuniti a Palermo protestano contro i tagli al fondo per le autonomie locali, nessun dialogo con l'assessore in 2 anni, ne abbiamo parlato molto anche nei nostri telegiornali, con Dagnino che risponde: hanno disertato la commissione. L'associazione chiede di rimpinguare le somme ai comuni nella prossima finanziaria. Stesso discorso si può dire anche per il comparto dell'agricoltura. Siccità e invasi vuoti, agricoltori in piazza per battere cassa, anche la Galla alla manifestazione di Coldiretti con 7.000 presenze. Le richieste sono gli indennizi e un piano chiaramente per le dighe, per cui indennizi per i danni subiti fino ad ora e infrastrutture migliori. Questa è la richiesta dell'agricoltura, comparto importante per la nostra terra. Andiamo poi a parlare della manovra finanziaria, perché l'abbiamo detto e ne abbiamo accennato, no? Perché i sindaci chiedono degli emendamenti in tal senso nella finanziaria, gli agricoltori chiedono degli interventi chiari. Ma a che punto è la manovra? Lo vediamo nel pezzo della Gazzetta del Sud, con la manovra che approda all'Ars. Primi tagli anti-ostruzionismo, il governo sta cercando di limare il provvedimento, lievitato a 134 articoli dopo che l'opposizione ha annunciato battaglia. I deputati di Movimento 5 Stelle e PD ammoniscono no a norme mancia, per cui chiaramente è questo, come sempre a fine anno, altro tema importante per quanto riguarda la nostra regione, così come lo è o lo sarebbe il ponte sullo Stretto, che adesso è diventato una questione europea, non solo nazionale. Sempre su Gazzetta del Sud questo è il titolo: Ponte, il governo e la Stretto a confronto con la Commissione dell'Unione Europea. La Di Pietro Ciucci e i tecnici del MIT e del MASE hanno affrontato a Bruxelles i temi riguardanti il rispetto delle direttive europee in materia di ambiente e di appalti pubblici. Dopo questi incontri la nuova delibera al CIPES e chiederemo il parere all'autorità dei trasporti. Questo si legge su Gazzetta del Sud. Andiamo a dare uno sguardo anche alle pagine della provincia di Catania della Sicilia. I temi sono legati soprattutto alla giudiziaria e alle varie operazioni. Ad esempio, per quanto riguarda la cronaca, l'operazione Cerbero, il processo abbreviato al bivio, a gennaio la requisitoria, siglarono partnership mafiosa per controllare addirittura la discoteca, una sorta di cosa nostra appunto in discoteca. E poi l'affare della formazione, tutti prosciolti a distanza di 12 anni. Si chiude la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'imprenditore Pippo Saffo. Il tribunale ha riqualificato il peculato e dichiarato la prescrizione. Vi dicevo dell'aspetto legato ai riscaldamenti. Pensate che a Paternò gli allievi sono in classe con i giubbotti perché appunto il riscaldamento non va. Gli studenti e le studentesse del Lombardo Radice Virgilio sperimentano il non funzionamento appunto di questi impianti. Cambiamo decisamente argomento, chiudiamo la nostra rassegna stampa con lo sport, perché ieri è stata un'altra giornata di Champions League con un rendimento sdoppiato per le italiane, come era successo nella prima giornata, una vittoria e una sconfitta. In questo caso a vincere la Juventus, a perdere il Napoli. Lo vediamo dalla Gazzetta dello Sport, con il Napoli che perde a Benfica, con Mourinho che fa lo special almeno per una notte, e la
scossa invece per quanto riguarda la Juventus, che è riuscita a piegare il Pafos, soffrendo però 2-0 nel secondo tempo, tant'è vero che Spalletti è scontento. Chi è scontenta di sicuro è l'Inter dell'arbitraggio con la partita del Liverpool, della partita con il Liverpool di martedì, ombre sull'arbitro che è stato sospeso per una combina. Ovviamente stiamo parlando di vicende di tanti anni fa. Sul mercato il Milan su Zirkzee, giocatore che interessa molto alla Roma. Tutte e due le squadre ambiscono a migliorare il proprio reparto d'attacco e tutte e due le squadre hanno deciso di andare su Zirkzee, che non ha molto spazio nel Manchester United. A proposito di spazio, ne chiedono le squadre siciliane, il Catania in Serie C, che ha con ogni evenienza Pieraccini che ritorna a disposizione. Donnarumma, qui si dice in gruppo, è vero, chiaramente oggi dovrà fare il test decisivo per sapere se è possibile convocarlo per la partita con il Potenza. Il Catania comunque ritrova due protagonisti, diremmo tre, perché Di Tacchio è di nuovo a disposizione dopo la squalifica. A proposito di protagonisti, se ne parla anche per quanto riguarda il Palermo. Anche in questo caso sono due giocatori chiave che rientrano. Stiamo parlando su Repubblica Palermo di Gomez e di Gyasi, due armi in più per Inzaghi. Il centrocampista ha già giocato a Empoli, l'esterno si è allenato regolarmente con il gruppo. Per il 2 praticamente l'infortunio è alle spalle e il tema chiaramente è sempre quello, tentare di fare la corsa sia per il Catania che per il Palermo per la promozione. Bene, con lo sport è tutto per la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.